A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, prima corsa del convegno, una prova per cavalli di categoria E in 6 al via dopo il ritiro di Cesare dei Veltri, lo schieramento 2 Aria Pink, 3 Bumpit of West, 4 Fate Trot, 5 Cornelio P, 6 Urian Horse, seconda linea, 7 Vamos OP. Partiti con Fate Trot che conquista il comando nei confronti di Aria Pink, all'esterno invece Cornelia OP che poi ripiega nelle posizioni di retroguardia e così Fate Trot conduce al completamento dei 200 iniziali. Precede Aria Pink e Bumpit of West, poi Vamos OP in quarta posizione, Urian Horse e quindi Cornelia OP. 400 metri in 30 e mezzo da parte del battistrada Fate Trot, svedese di training tedesco, che completa ora i 600, tutti in finidiana alle spalle di Fate Trot. 47-1, ha sensibilmente rallentato e così ne approfitta Vamos OP per uscire allo scoperto e andare gradualmente sul leader che completa gli 800 in 1-2-7 con 15-6 davanti alle tribune. Vamos OP all'esterno è seguito da Urian Horse e in terza pariglia c'è Cornelia OP. Chilometro 1:18:2, situazione tattica invariata, al comando è sempre Fate Trot, all'esterno si impegna Vamos OP, lungo la corda c'è Aria Pink, poi all'esterno Urian Horse, l'ultima pariglia formata da Bumpit of West e Cornelia OP. Cavalli a 400 dalla conclusione con Fate Trot che accelera. 14-6, l'ultimo parziale, ora a metà curva in piena accelerazione. Vamos OP per il momento rimane in seconda posizione perché Aria Pink non riesce a serrare sotto e ingresso in dirittura d'arrivo con Fate Trot in netta evidenza. Fate Trot nel finale allunga ancora per isolarsi in avanti e vincere molto molto bene. Secondo posto ancora per un generoso Vamos OP che controlla il finale interno di Aria Pink e quello esterno di Urian Horse. 1:14:9 il ragguaglio conclusivo, c'è 27-7 ufficiali a chiudere per Fate Trot che si presenta così dunque in Italia. La femmina di Robert Gramuller, del signor Hans Bormann. Andiamo a rivedere davvero stacco imperioso per concludere con un 27 appena abbondante per gli ultimi 400 metri. Vince Fate Trot, Antonio Di Nardo in sediolo, Robert Gramuller al training.